Siccome io ho arresti domiciliari, esenti arresti domiciliari non fa niente, perlomeno fa qualcosa. A me non mi interessa che sia gli arresti domiciliari. Uno non può insegnare qualche cosa, c'è legato a violare tutte le leggi. Si discute animatamente a Battaglia Terme tra la rabbia e il disorientamento. Che sta là? Ho capito, ma... Se là che non venga qua a infangare a battaglia, ma scherziamo. Beh, ma no, ma non c'è nessun commento da fare. L'arrivo di Giancarlo Galan come insegnante o aiuto legale 2 giorni alla settimana alla cooperativa Ecofficina non passa inosservato in paese. Un affidamento ai servizi sociali che il Tribunale di sorveglianza deciderà nei prossimi giorni, ma che lascia l'amaro in bocca anche al primo cittadino della località dei Colli Euganei. Chi deve scontare una pena la sconti nella maniera in cui deve essere scontata da qualsiasi cittadino. Non ci sono cittadini di serie A, di serie B e io credo che sia ora di finirla con la casta. In un'oggiosa giornata di fine ottobre i cittadini di Battaglia Terme accolgono la notizia con disappunto. Mica sta adesso era rovo, ma che non venga neanche più su. Che sta là, che va da coso, che va da Berlusconi, a sua amico Berlusconi. A far scaldare gli animi, a far alzare i toni è il sapere che l'ex governatore del Veneto potrebbe arrivare come insegnante di educazione civica o come aiuto legale per le pratiche degli immigrati gestiti dalla cooperativa sociale. Quello là non può insegnare niente a nessuno perché quello là penso che sia una vergogna, dai. No, deve imparare prima lui bene e dopo può insegnarle agli altri. In paese nessuno quasi vuole Giancarlo Galan. Forse potrebbe servire, però pensandoci bene, sì. Sì, potrebbe servire, visto che lui sa certe cose e almeno si rende utile alla società. Una presenza la sua indesiderata e ingombrante. Deve pagare se ha sbagliato, dare l'esempio a tutti i cittadini, anche quelli che hanno meno di lui, capito? Se no, se l'esempio ci danno è questo qua, non è più finita. E dovrebbe pagare, non metterlo ai servizi sociali. Perché che diamo la possibilità, oltre... Perché?